Va in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie alla nostra regista dalla bellissima voce, anche lei, gentile, gioiosa, importante. Prendiamo idealmente il volante che ci lasciano i conduttori della trasmissione precedente e vediamo di esserne degni e di non andare a sbattere. Un saluto, un grande abbraccio ai nostri 14 radioascoltatori, a Tina, che è sempre purtroppo ricoverata, e al nostro Matteo, grande amico. Noi lentamente, col passo dell'alpino, abbiamo in un anno e rotti, percorso un sentiero, un tracciato, ci siamo avventurati in un campo culturale politico. Siamo partiti dalla domanda: in che cosa consiste la democrazia, quali sono le origini della stessa, abbiamo evidenziato la crisi che essa sta vivendo, da lì siamo passati a considerare che è necessario rimettere insieme quelli che sono gli elementi costitutivi della nostra civiltà per poter avere costumi unitari condivisi che possano produrre una cultura anche politica che almeno sia riconoscibile all'interno da parte di un popolo, anche perché una cultura unitaria aiuta a creare il popolo e nello stesso tempo è identificativa, segnala che un popolo da qualche parte c'è, perché il concetto di popolo, il concetto di democrazia è fondato su quello di popolo. Se non c'è un popolo non può esserci un potere che fa capo al popolo. Poi, se c'è il popolo con i suoi costumi, la sua cultura, principi, valori e senso condivisi, e poi non c'è il potere perché qualcuno gliel'ha fregato, allora non c'è. Ora il potere è stato violato, rapito al popolo e gli va restituito. Ma occorre sostanzialmente ricostituire i punti essenziali e gli elementi essenziali di questo percorso per ragionarci sopra, per vedere da un lato se c'è un popolo e se questo popolo ha questo potere. Abbiamo detto che un popolo non può essere costituito, fondarsi su un'ideologia. Perché? Perché l'ideologia è per sé divisiva. L'ideologia parte dal presupposto di possedere la verità. Quando un fesso qualunque, nel momento in cui si iscrive a una parte, o comunque entra a far parte, di chi ritiene di avere la verità in tasca, cessa nella sua testa di essere un fesso e diventa un illuminato, un ispirato. È sostanzialmente, questa è la deriva di qualunque ideologia, e la storia ce lo insegna, alla fine l'ideologia non fa altro che essere una raccolta differenziata dei deficienti, più o meno. È un dato quasi naturale. E perché? Perché non è affatto una verità illuminata, quella di cui ogni ideologia ritiene può essere portatrice, ma è molto semplicemente una realtà adattata. È una realtà parziale che prevede e pretende sostanzialmente l'uomo che sostituisce il Dio, la divinità, l'uomo che può tutto. Ora, è ovvio che più uno è fesso,
più è convinto di potersi fare Dio e di sostituirsi a Dio. La ideologia che abbiamo vissuto, che ha dominato negli ultimi 2 secoli e mezzo, è quella socialista. All'inizio del fine 700, primi 800, la teoria marxiana, e da lì si sviluppa, che si è evoluta in varie forme, da quella patriottica, il fascismo, a quella nazionalista, il nazismo, a quella sovietica, il imperialista, il comunismo. Si è evoluta in vari modi, ma sostanzialmente non ha saputo dare all'uomo delle risposte, ha saputo dare soltanto risposte parziali. Con questo, quindi, costituendosi di fatto come religione idolatra in contrapposizione o sovrapposta al cristianesimo. Non è che con questo si voglia dire che il socialismo è la disgrazia che ha portato soltanto danni, no, per carità. Le carenze della società fin da 2 secoli e mezzo fa erano e sono tuttora per altri aspetti tali da indurre la gente a superare, una fetta della gente a superare le chiusure opportunistiche della società, i poteri che la ingessavano, poteri terrificanti sotto certi aspetti e che impedivano qualunque sviluppo delle attività, per fare in modo che le iniziative, le capacità, le necessità della larga parte del popolo venissero in luce. Grazie a Dio che c'è stato il socialismo, perché altrimenti saremmo ancora al livello del padrone che non fa niente, che sfrutta sostanzialmente quello che c'è senza innovazione e concede, che ne so, di leccare lo zucchero sul gradino della sua scalinata di accesso, perché questo erano cose che accadevano, oppure il padrone che prendeva a calci il fattore che magari era molto più anziano di lui e ne sapeva molto di più, il giovane signore presuntuoso. Cioè, questo era il mondo al quale giustamente il socialismo è intervenuto ribellandosi. Ciò non toglie che dal punto di vista teorico, come teoria, non sia affatto una teoria portatrice di verità. Nel momento in cui ha affrontato e in qualche modo risolto o impedito che si aggravassero determinati problemi, quei problemi, il socialismo sostanzialmente ha mostrato tutti i suoi limiti. E i suoi limiti sono il Novecento, è stata la rappresentazione visiva non solo dei limiti, ma della tragedia del socialismo concepito come teoria sociale totalizzante, che sostituisce la religione della società. Ecco. E una religione, sì, ma è una religione idolatra. Sicuramente meno funzionale, meno funzionante, meno utile, molto più oppressiva rispetto a quello che abbiamo vissuto in alcuni momenti dello sviluppo della nostra società in Italia in relazione agli sviluppi della cultura cristiana. Abbiamo vissuto le grandi opere letterarie, le grandi opere artistiche, le grandi opere musicali, le grandi scoperte in Italia e non solo, in Europa, le grandi opere filosofiche sono tutte legate o direttamente o in contrapposizione a una visione, a una cultura, una visione culturale cristiana. Quindi il socialismo si contrappone al cristianesimo? Sì. Ecco, su questo bisogna essere molto chiari. Cioè, il cristianesimo parte dal presupposto che c'è un Dio
inconoscibile, che però opera in qualche modo con la stirpe umana. Per il cristianesimo è Dio Padre, quindi noi siamo i figli, o saremmo i figli di questo Dio, e Dio che possiamo sentire e vediamo operare attraverso la provvidenza vicino, ma che non conosciamo, essendo consci noi stessi di non poter sapere tutto. Il socialismo parte dal presupposto che la dea che comanda nella vita dell'universo è la dea ragione. Quindi, che attraverso la ragione, sistematizzata attraverso strutture, si può arrivare alla verità. Quindi, la verità è quella che ti dà la ragione sistematizzata in strutture, per cui se la struttura ti dice che oggi il cielo è arancione, il cielo è arancione. Se ti dice che è verde, è verde. Ora, questa è l'ideologia da un punto di vista teorico. L'altro ti dice, no, guarda, la realtà è che il cielo oggi è azzurro, domani se piove sarà grigio, dobbiamo adattarci, con l'esperienza fatta in precedenza, dobbiamo adattarci a quello che vediamo. Qual è la conseguenza della socialista, che sia patriottico, che sia nazionalista, che sia sovietico, quello che volete voi, cosiddetto democratico, tutto quello che volete? Qual è la conseguenza della teoria socialista? La conseguenza, cioè, dell'avere la verità in tasca. La conseguenza l'abbiamo in una storia molto semplice, molto significativa. Nel 1939 Iosif Djougashvili, detto Stalin, uomo d'acciaio, a un certo punto si è convinto che il produttore della verità era lui, in quanto manovratore delle strutture dell'Unione Sovietica. E cosa ha fatto? Ha detto, essendo io il produttore della verità, la produco come cavolo mi pare piace. E la modifico, la altero come voglio, la cosiddetta disinformazione. Ora, la disinformazione nasce lì e nel 1939 crea l'Istituto Andropov, con poi la casa nel bosco successiva, la formazione del KGB. Comunque crea l'Istituto Andropov, che dipende dall'Istituto Culturale Sovietico, dove vengono studiate scientificamente a livello universitario, anzi post-universitario, vengono studiati i mezzi per alterare la percezione della verità da parte del popolo. Cioè fare in modo che il popolo percepisca una verità che non è quella. Fa niente. Cioè, il popolo deve poter credere che se Stalin gli avesse detto che il cielo era marrone, il cielo era marrone. Non fa niente se guardava fuori dalla finestra e vedeva che era magari azzurro, no? Il cielo era marrone, per definizione. E questo è il criterio che adotta Stalin e che poi, che poco o tanto comunque è insito, è nella natura dell'ideologia socialista. Ligio alla dottrina, al credo di Josip Stalin, Palmiro Togliatti, in Italia, capo dei comunisti e responsabile di qualche morte in Unione Sovietica, non è una bella figura quella di Palmiro Togliatti e nemmeno della sua convivente moglie, molto convivente comunque. Non sono, a mio avviso, belle figure. Comunque, questo qui che cosa fa? Immediatamente replica in Italia l'Istituto Andropov di Mosca e la casa nel bosco.
E queste raffinatissime menti che cosa fanno? Alle Frattocchie di Marino, in una villa che è donata da un militante, da un loro militante, creano l'istituto di studi comunisti intestato proprio a Palmiro Togliatti e la scuola delle Frattocchie, dove praticamente vengono istruiti a ogni livello i responsabili del Partito Comunista Italiano a alterare la realtà e a rappresentarla in modo alterato, secondo gli interessi del Partito Comunista Italiano. Cioè questo visto come processo logico, come processo di onesto, un processo giusto. Quindi, attenzione, uno può dire, se tu fai una roba del genere sei un delinquente, perché vuoi alterare la verità a tuo favore facendo credere quello che non è, che è un brutto figuro. Questo nella logica del buon senso. No, qui c'è un credo. Questi erano convinti di operare bene, c'è una fede. Ecco perché ribadisco, il socialismo è la fede nel vitello d'oro, è una religione, una fede idolatra. E l'idolatria e l'oggetto dell'idolatria sono le strutture che vengono create. Bene, questi qua alle Frattocchie di Marino sono convinti di fare il bene, sono entusiasti, ma lo si legge nei resoconti, lo si legge tante persone molto valide, addirittura tanti esponenti della cultura italiana partecipano con entusiasmo a questa iniziativa. Perché? Non è vista come una mascalzonata. Io ti racconto quello che voglio e tu ci devi credere, ti imbroglio. La scuola dell'imbroglio, quella roba lì. No, è una ricerca di verità profetica e se per caso dei fatti contingenti impediscono di vedere quella verità che io ti annuncio, te li elimino in modo che tu possa vedere la verità che ti annuncio io. Peccato che te l'annunci solo io, che magari i fatti sono diversi. Ma a questi qui non gli viene anche in mente che è di fondo, come nucleo fondamentale, una scuola dell'imbroglio. No, è una scuola in cui si impara a vedere il sole dell'avvenire, a sperare, a soffrire oggi per giungere domani a far sorgere il sole dell'avvenire. Cioè, è più o meno che una religione millenarista che aspetta la redenzione finale attraverso di me. Sì? Come? Ah, grazie. Sentiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Mi sente? Sì, mi sente, no, perché non avevo ritorno. Mi chiamo Adriana, sento che lei sta parlando di Palmiro Togliatti. Io avevo letto parecchi anni fa un libro dove si diceva che Palmiro Togliatti aveva ricoverato il figlio addirittura in una casa per cure mentali, perché non la pensava come lui. Io ho sempre pensato che potesse essere anche una bufala, ma temo di no. No. Lei ne sa qualcosa? No, certamente. Il figlio di Palmiro Togliatti aveva dei problemi psichiatrici, come anche la moglie, che era un'attivista del partito. Entrambi avevano problemi psichiatrici oggettivi, però ciò non toglie che il figlio sia stato ricoverato in questa struttura e sia stato sostanzialmente abbandonato dal padre. Questo è un dato oggettivo. Ecco, ma difatti dal libro appunto veniva fuori che sì, è vero, aveva dei problemi, ma non esageratamente psichiatrici. Il fatto è che non la pensava come il padre. No, aveva non era così. Sia la madre sia il figlio avevano dei problemi. Va bene, grazie mille. Prego. Grazie, buongiorno. Grazie Adriana, buongiorno. Dunque, ecco, questi qua hanno creato, signora Adriana,
non la conoscevo, non sapevo che potesse essere chiamata dall'esterno la trasmissione. Fa piacere che si siano riprese, si siano rivitalizzate le linee telefoniche, meno male, mi hanno dato le vitamine e a questo punto, bene, la radio si diffonde, ben lieto anzi felicissimo di parlare con i nostri 14 radioascoltatori, diventano 15 con la signora Adriana, e oltre ai 2 gatti, compresi i 2 gatti che ascoltano la radio, bene, voglio dire, sì, nessuno, anche dei grandi, culturalmente grandi, insegnanti dell'istituto che hanno frequentato la scuola delle Frattocchie, che hanno insegnato la scuola delle Frattocchie, l'istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti, nessuno di questi qui pensava che in realtà stava creando una struttura fatta apposta per ingannare la gente. Perché? Perché l'ideologia fa così, è una fede, quindi io sono un missionario e agisco come un missionario e annuncio, profetizzo, ecco perché, e qui sta l'altro elemento, profetizzo il sol dell'avvenire per tutti quanti, una felicità completa. Il cristianesimo ti dice, guarda, la felicità l'avrai accanto a Dio, che sarà quello che sarà. Quindi qui no, la felicità l'abbiamo qui ed è una felicità data da una teoria, da una logica. Ed è qui in questo millenarismo che si appalesa, è qui dove c'è la contraddizione più piena, che nessun socialista, democratico, non democratico, comunista, nazista, fascista, nessun socialista può evitare di superare. E cioè, nel momento in cui io addirittura mi intasco la verità, perché sono titolato a usare la disinformatia per il tuo bene, perché decido io che è il tuo bene, attenzione, io profetizzo a quel punto una felicità della società possibile attraverso la mia teoria. È una profezia. Che si scontra inevitabilmente con la pretesa razionalità, totale razionalità del socialismo. La teoria marxiana dice è una teoria scientifica. Però voi capite che l'aveva già detto, non sono io a raccontarlo, non faccio altro che raccoglierlo, ma l'aveva già detto il grande Karl Raimund Popper, il professor Popper, il quale aveva detto, ma come cavolo fa una profezia come questa, perché è una profezia millenarista, a essere scientifica? Ma quando mai una profezia può essere scientifica? È impossibile. Ecco, qui sta l'inganno che viene superato da chi segue questa ideologia mediante la fede. Cioè, la fede nel socialismo è tale che implica una fede anche in una razionalità che è anche profetica. Pensa tu, la scientificità profetica, roba da matti. Però la storia è questa qui, quella religione idolatra lì è questa qui e funziona così. Ora, è chiaro che quando ti si dimostra, e è dimostrato, l'assurdo, non puoi affidare a una idea, a un'ideologia, a un percorso di questo tipo la tua vita e la vita dei popoli. E altrettanto tutta la parte del popolo che ritiene che una roba del genere non stia né cielo né in terra, perché sia impossibile, la profezia e nello stesso tempo la scientificità, e per la parte del popolo lì non ci sono che 2 alternative: o si converte a tutti i costi o la si fa fuori, la si estromette, la si emargina. Ecco perché la ideologia non può
essere un collante per un popolo, per far sì che un insieme di persone che vivono su un territorio, che hanno costumi simili e compatibili, possano diventare effettivamente popolo. L'ideologia li fraziona, li divide. Quindi dobbiamo pensare, e questo sarà l'oggetto del nostro cammino, perché noi pianino pianino andiamo da quella parte lì, sarà l'oggetto del nostro cammino. Dobbiamo pensare che i principi, i valori, il senso del nostro popolo, del nostro essere popolo, possono anche in parte essere compatibili o essere anche all'interno dell'ideologia che, lo ribadisco, ha fatto buone cose davanti a situazioni inaccettabili. Però questi principi, questi valori, questo senso hanno sede, stanno da un'altra parte. Dobbiamo costruirli in un altro recinto, con un'altra concezione, perché la concezione data dalla corrispondenza fra la profezia millenarista del sol dell'avvenire socialista e la sua pretesa scientificità è una roba che non sta né cielo né terra e che non ci si può pigliare in giro, non ci si può far passare per scemi. Ecco, il popolo deve cominciare a convincersi che quella roba qui non sta in piedi, ci sono principi anche lì, dei valori, del senso, che sono utilizzabili, che sono cosa buona, sia ben chiaro, ma vanno sistematizzati, vanno messi assieme, resi funzionali, fatti funzionare in un altro ambito, con altri strumenti, con un'altra cultura. E qui entra in gioco la grande cultura, che è il patrimonio della Lega, che nemmeno i nostri parlamentari conoscono, tra le altre parti. Allora, ne parleremo noi, magari con qualche telefonata dall'esterno, graditissima. Io abbraccio la nostra Tina che è in ospedale, abbraccio Matteo, un abbraccione grande grande, i nostri 14 radioascoltatori, la nostra regista, bravissima, e a Dio piacendo vi do appuntamento a sabato prossimo alla stessa ora, alle 10. Grazie, buon weekend, buon fine settimana e a risentirci.